Vogliamo chiarezza. Questo quanto chiede il mondo politico a partire dal deputato veneziano Nicola Pellicani dopo la notizia del sequestro del Golf Club di Jesolo su provvedimento della Direzione Distrettuale Antimafia di Torino per l'ingresso dell''ndrangheta nella società di gestione. In tutto il litorale c'è un interesse ovvio della criminalità organizzata, in quanto presenze ne erano già state registrate a Caorle, ad esempio dell''ndrangheta, oltre appunto che i Casalesi e Eraclea. Ora questo nuovo faro che si è acceso su Jesolo è molto preoccupante, perché Jesolo è il centro di tanti affari, di tanti interessi economici, iniziativa immobiliare e nei servizi. È chiaro che ci fosse anche lì l'interesse della malavita organizzata, della criminalità organizzata. In questo senso io credo che la missione dell'antimafia la settimana scorsa in Veneto sia stata molto importante, perché ha messo al centro dell'attenzione nazionale la questione della criminalità organizzata in Veneto. Non dimentichiamo che oltre alla provincia di Venezia, in particolare la provincia di Verona e di Padova, anche sono interessate da questo fenomeno. L'indagine è scattata lo scorso marzo, a un mese di distanza dal terremoto giudiziario che ha investito il comune di Eraclea, con l'arresto dell'ex sindaco Mirko Mestre e altre 49 persone. In manette anche l'amministratore unico della New Golf One con sede a Genova ed è fra le 17 persone arrestate appunto lo scorso marzo nell'ambito dell'operazione Carminus. Parallelamente per la struttura jesolana è scattato il sequestro. Una notizia rimasta nel silenzio per 4 mesi. A chiedere trasparenza dunque anche il vice governatore veneto Forcolin e il sindaco di Jesolo Zoggia, che si è detto sorpreso da questo provvedimento. Adesso bisognerà intervenire e approfondire soprattutto la presenza sul litorale veneziano, e quindi da Eraclea a Caorle a Jesolo, ma io credo anche oltre regione, penso ad esempio a Lignano, e in questo senso ho chiesto e solleciterò nuovamente un'audizione del procuratore capo Carlo Mastelloni, che oltre a essere competente su Caorle ovviamente competente anche su Lignano.